Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, con quel provincialismo esterofilo che è sempre stato una costante dei progressisti nostrani, ricordate con Zapatero e poi con Obama, addirittura per una breve stagione col greco Tsipras, ebbene con quello stesso riflesso provinciale esterofilo, oggi Repubblica ci avvisa che arriva il fronte popolare anche in Italia. Ebbene sì, come in Francia c'è il fronte popolare contro l'onda nera di Le Pen, guidato da Mélenchon, che sostanzialmente è costituito da un'accozzaglia di estremisti, cretini e ideologici fuori tempo massimo. Da oggi c'è anche il Fronte Popolare contro i sovranisti d'Italia, che poi è l'ennesimo nome del campo larghissimo, diciamo, e dove è avvenuto il battesimo non poteva che avvenire a Bologna alla festa nazionale dell'ANPI, che ha invitato, tutti i leader di questo campo larghissimo Fronte Popolare, dal comunista, nel senso che c'era proprio Maurizio Acerbo, che è il segretario di Rifondazione Comunista, ebbene sì, esiste ancora, a chi invece ha l'armocromista come Elly Schlein. Il padrino del battesimo di questo Fronte Popolare all'italiana è appunto Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'ANPI, che ricordiamo era l'uomo di Cossutta nel PC, cioè erano i più sovietici dentro un partito sovietico, che appunto ha invitato tutti i leader, diciamo, a vario titolo di sinistra alla festa nazionale dell'ANPI, cioè dichiarando proprio no, lo strabismo culturale che purtroppo ci accompagniamo dal primo dopoguerra in tema di resistenza, per cui la resistenza sarebbe una cosa che riguarda solo la sinistra. Andate a spiegarlo a Edgardo Sogno, andate a spiegarlo ai numerosi monarchici, liberali, carabinieri che coraggiosamente combatterono l'invasore nazista, ma purtroppo è, come dire, uno strabismo storico a cui siamo abituati. Ieri però è stato proprio plasticamente dichiarato su questo palco di Bologna, dove è nato il Fronte Popolare contro i sovranisti. Ovviamente la madrina al centro della scena era Elly Schlein, che anzitutto ha giudicato positivo che in Francia ci sia un accordo di tutti per frenare le destre, cioè quello che conta è che le destre non vadano a governare, insomma, che non si inneschi quel meccanismo dell'alternanza con poi ha detto: "È importante essere qui, essere insieme a tutti i leader delle forze alternative alla destra. Questa è l'occasione per ribadire alcune battaglie comuni, la difesa della sanità pubblica, della scuola pubblica, del lavoro tutte cose che, come dire, quando ha governato il PD negli ultimi 15 anni sono state stracciate, ma Elly con gran faccia tosta le rivendica sul palco di Bologna, poi la difesa della proposta appunto sovietica del salario minimo, cui Pagliarulo sarà andato in brodo di giuggiole, e infine sostenere la battaglia contro le riforme sbagliate portate avanti da questo governo. Tripudio, applausi, applaude anche Fratoianni, che poi alza la mano, ci dice la cronista di Repubblica, quindi evidentemente aveva una cosa importante da dire, gli era venuta una folgorazione geniale, e Fratoianni dice: l'unità di fronte a questa destra oggi è possibile e necessaria. Noi ci siamo. Come in Francia serve una proposta coraggiosa. L'idea di mettersi tutti insieme per battere queste destre è già un bellissimo programma. Cioè Fratoianni lo dichiara, Fratoianni ha il pregio di non fare neanche finta, come dire, no? Di abbellire politicamente questi riflessi antifascisti fuori tempo massimo. Cioè l'importante è mettersi tutti insieme contro queste destre. Poi l'idea di società, le priorità programmatiche, cosa si ha in mente per una crescita economica del paese, cosa si ha in mente per una crescita culturale del paese, come la si pensa sullo scenario internazionale e la collocazione dell'Italia in questa contemporaneità incendiata da tantissime crisi globali, sono tutti dettagli. L'importante è fermare le destre. Devo dire che questo clima è talmente surreale che fa apparire
fa spiccare Giuseppe Conte, no? Leader del 5 Stelle, che addirittura per qualche secondo sembra uno statista rispetto ai suoi astanti, perché dice: tuttavia io per l'Italia non mi accontenterei di accordi di desistenza per battere le destre, punterei a un programma di governo e cambiamento della società vero e positivo. Cioè, capite, Giuseppe Conte da Voltura Rapula sembra il genio della compagnia. Poi è ovvio che è una supercazzola detta da un signore che come dire, si è alleato con chiunque pur di stare al potere, pur di stare a Palazzo Chigi. È passato in una mattina da governare con la Lega a governare col PD, quindi dall'alfa all'omega. Però insomma sta di fatto che nel surrealismo di giornata c'è anche il fatto che la cosa più intelligente la dice lui. Anche Maggi di Più Europa ovviamente si dichiara prontissimo all'unità contro le destre, e quindi siamo resi edotti da Repubblica che è nato il Fronte Popolare in Italia, che è ancora più grottesco e politicamente vuoto di quello francese, perché in Francia non ci sono i fascisti, e questo ormai è acclarato, almeno che vogliamo pensare che un terzo dei francesi lo sia. In Italia le destre governano da 2 anni, non hanno toccato ovviamente nessuna libertà costituzionale, hanno posizionato il governo italiano come uno dei più atlantisti d'Occidente, stanno segnando una faticosa, graduale ma oggettiva ripresa economica, stanno governando il paese in una situazione normale con una normale politica liberal conservatrice. Ma niente, noi vogliamo importare sempre il peggio dall'estero e da oggi importiamo il Fronte Popolare. Ci vuole molta, molta pazienza. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.